Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli del nostro telegiornale. Borse e accessori contraffatti venduti online. La Guardia di Finanza di Siracusa ha denunciato 3 persone per ricettazione. Il titolare, percettore di assegno di inclusione, anche una Lamborghini. Messina, la richiesta di Pizzo arriva, la Cosedil in videochiamata dal carcere. Gaetano Vecchio, titolare della ditta e presidente regionale di Confindustria, lancia un appello agli imprenditori: teniamo la schiena dritta, dice, l'estorsione deve essere debellata. Calci e pugni a Modica contro un medico del pronto soccorso che aveva denunciato irregolarità nell'accesso all'ambulatorio di cardiologia. A Catania, maxi operazione della Polizia Municipale per ripulire la città da centinaia di auto abbandonate o prive di revisione e assicurazione. Ad Agira nell'Ennese torna la tradizione del presepe vivente, uno dei più suggestivi d'Italia. La notte di Natale va in mostra per le strade del paese fino all'antica fortezza medievale. Calcio, Potenza Catania finisce 1-1, il botta e risposta nel giro di un minuto, poco convincente la prestazione degli etnei. Bentrovati, apriamo il nostro telegiornale con la notizia di una operazione. La notizia arriva da Catania, dove oltre 250 agenti della polizia stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare messa dal GIP su richiesta della procura distrettuale nei confronti di 38 persone indagate a vario titolo per spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, rapine e ricettazioni. Destinatari del provvedimento, scaturito nell'ambito dell'operazione denominata Safe Zone, sono persone di varie nazionalità. Utilizzavano i social e un sito internet appositamente creato per vendere borse e accessori contraffatti delle più note griffe di alta moda. La Guardia di Finanza di Siracusa ha denunciato 3 persone per ricettazione, smantellando una fiorente attività fraudolenta. Sentiamo Desiree Ferlito. Un sofisticato sistema di vendita di prodotti contraffatti, alimentato da dirette sui social network e da un sito internet appositamente creato. È stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Siracusa al termine di un'articolata indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica. 3 i responsabili denunciati per ricettazione, migliaia gli articoli falsi e i beni mobili sequestrati, oltre che denaro per circa 300.000 euro e una Lamborghini Urus a disposizione del titolare dell'attività fraudolenta. Secondo quanto accertato, nell'abitazione del principale indagato, una villa con piscina, venivano esposti, pubblicizzati e messi in vendita capi di abbigliamento, borse, portafogli, orologi e accessori riportanti marchi delle più note griffe di alta moda, tutti rigorosamente falsi. Gli indagati trasmettevano in streaming sulle piattaforme TikTok e Instagram dirette seguite da centinaia di clienti. In pochi mesi il portale era diventato virale, attirando numerosi acquirenti e facendo lievitare ulteriormente i profitti dell'attività illecita. L'indagine ha fatto emergere anche che 2 indagati, a fronte della loro fiorente attività illecita, avevano indebitamente percepito il reddito di cittadinanza, presentando dichiarazioni anch'esse false. A Palermo il rilascio delle salme al policlinico della città era diventato un business. Lo ha scoperto la procura, coordinata dal procuratore Maurizio De Lucia, che ha chiesto l'arresto di 15 persone accusate a vario titolo di associazione a delinquere, corruzione e concussione. Tra gli indagati, operatori della Camera Mortuaria dell'ospedale, titolari di imprese funebri e loro dipendenti. La richiesta dei PM è stata notificata e il GIP dovrà fissare gli interrogatori preventivi, al termine dei quali deciderà se disporre o meno il provvedimento cautelare. L'estorsione a Messina è avvenuta nei confronti del cantiere di Gaetano Vecchio, un cantiere della Cosedil, e addirittura la richiesta di estorsione è arrivata dal criminale direttamente in video chiamata dal carcere. Ma sentiamo.
L'estorsione ormai è 4.0 digitale. La videochiamata al capo di un cantiere è arrivata direttamente dalla cella di un carcere. Paga 250.000 euro, ti facciamo saltare in aria tutti i mezzi. Il cantiere è quello della Cosedil, ditta del presidente di Confindustria Sicilia Gaetano Vecchio, impegnata nell'opera di risanamento di una delle zone simbolo dello sbaraccamento di Messina, quella di Fondo Fucile. La denuncia ai carabinieri ha fatto scattare le indagini che hanno ricostruito il sistema di richiesta dell'estorsione attraverso un minore e una videochiamata direttamente dalla cella. Gaetano Vecchio ha trovato tanta solidarietà anche nel sindaco di Messina, Federico Basile. Il messaggio è che lo Stato esiste e soprattutto ai miei colleghi, non solo come amministratore delegato della Cosedil, ma soprattutto come presidente di Confindustria Sicilia, devo dire che la strada è questa. Bisogna tenere la schiena dritta perché lo Stato è presente e perché l'estorsione deve essere debellata come metodo culturale, perché è un metodo basato esclusivamente sulla paura e se non c'è paura perché le forze dell'ordine funzionano, la procura funziona, il fenomeno si elimina da solo. In un momento storico come questo, nel quale gli investimenti in città sono importanti, è corretto, è necessario, è fondamentale che facciamo la nostra parte. L'inchiesta ha portato a 3 indagati, 2 detenuti entrambi messinesi nel carcere di Palermo e Agrigento ed un terzo ai domiciliari che però si era recato nel cantiere in fase esplorativa. Al vaglio anche la posizione del minorenne che ha fatto da postino della videochiamata. Un pugno al capo, uno al costato sinistro a un medico del pronto soccorso dell'ospedale di Modica per avere fatto notare la trasgressione di regole organizzative di sicurezza. Veronica Barberino. Aggredito per aver fatto notare la trasgressione delle regole organizzative e di sicurezza. Accade all'ospedale di Modica, dove un medico del pronto soccorso è stato colpito fisicamente mentre era in servizio. Il sanitario si era recato nell'ambulatorio di cardiologia per consegnare della documentazione clinica relativa a una paziente in attesa di consulenza specialistica. In quell'occasione avrebbe segnalato un comportamento irregolare da parte di una dipendente dell'ospedale non in servizio in quel momento. La collega, infatti, figlia di una paziente, aveva trasportato autonomamente la madre in barella senza autorizzazione e preteso precedenza. Secondo la ricostruzione, il medico, al richiamo del rispetto delle procedure, sarebbe stato colpito da un altro familiare con un pugno al capo e uno al torace, subendo una contusione all'emicostato sinistro con dolore e difficoltà respiratorie. Dopo l'aggressione, un'altra familiare della paziente avrebbe fornito una versione opposta dei fatti, sostenendo di essere stata lei la vittima. Una ricostruzione respinta dal medico e supportata dal cardiologo presente in ambulatorio. L'episodio è stato segnalato alla direzione sanitaria e alla direzione del pronto soccorso. Il medico ha annunciato l'intenzione di presentare querela alle autorità competenti. A Catania, repulis della Polizia Municipale per liberare il territorio comunale dalle centinaia e centinaia di auto abbandonate o prive di revisione e assicurazione. Tonino De Mana. Dalle carcasse di auto senza targa ai veicoli privi di revisione o di assicurazione. Scatta l'offensiva della Polizia Municipale di Catania che stringe le maglie su un fenomeno radicato in città e che ha pesanti ricadute sulla viabilità e sulle tasche degli stessi automobilisti. Da gennaio ad oggi sono oltre 2.000 i mezzi rimossi, un numero consistente, come spiega il vicecomandante della Polizia Municipale Stefano Blasco. Sono tenute lì da tantissimo tempo, alcune proprio anche in condizioni di rottame, moltissime prive di copertura assicurativa, e questo chiaramente comporta, già dalla mancata copertura assicurativa, comporta la rimozione del veicolo, il sequestro del veicolo con tutti i relativi verbali che possono arrivare da un minimo di 800 euro se pagati entro i 5 giorni e possono arrivare anche a oltre 6.000 euro se vi sono delle aggravanti particolari. A seconda delle strade interessate, soprattutto quelle secondarie che vengono un po' utilizzate come quasi deposito, vi è una densità incredibile di auto abbandonate. Possiamo dire addirittura 1 su 5 è un'auto abbandonata privata di copertura assicurativa. Carro attrezzi che fa la spola con il deposito e controlli a tappeto sul viale Mario Rapisardi, nelle vie limitrofe, nella fattispecie in via Cave di Villarà, ma anche nei quartieri periferici dove l'abbandono di auto è ancora più evidente. Troppe auto senza copertura assicurativa, ricordiamo che la copertura assicurativa è assolutamente sempre e comunque obbligatoria e prevista anche se il veicolo è in area privata. Nei prossimi giorni particolare attenzione sarà data al parcheggio selvaggio nel perimetro del Massimino in occasione delle gare interne del Catania a seguito di
gravi episodi di blocco di ingressi di garage e abitazioni private. Da qui l'invito dell'amministrazione a recarsi allo stadio per tempo, sostando in maniera regolare e cercando di utilizzare il più possibile i mezzi pubblici. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e torniamo tra pochissimo. Seconda parte di Sicilia 24, andiamo nell'Ennese ad Agira, uno dei presepi viventi, riconosciuto tra i più belli d'Italia, va in scena, diciamo così, per le strade del paese fino all'antica fortezza medievale, il tutto ogni 24 dicembre. Orazio Longo. Ci sono le capanne con gli antichi mestieri, c'è il figulinaio, il pastore, la filatrice, il cestaio e il pastaio, il fabbro e la lavandaia. C'è la grotta e l'asinello, ci sono le torri del castello, la fortezza medievale. C'è tutta l'atmosfera del Natale vissuta intensamente fino in fondo nel presepe vivente che si svolge ad Agira, nell'Ennese, la notte del 24 dicembre nella zona alta della città. Dall'imbrunire, quando iniziano ad essere attive le capanne, alle 10 di sera, quando nella chiesa del Santissimo Salvatore viene celebrata la Santa Messa, a conclusione della quale nella zona di largo raccomandata viene rappresentato il turbamento di Erode, preoccupato che un nuovo re possa prendere il suo posto dopo le profezie di Isaia. E l'annunciazione che precede l'ingresso di Maria e Giuseppe diretti al censimento indetto dall'imperatore presso la guarnigione dei soldati romani, per poi raggiungere la grotta al castello dove a mezzanotte nasce Gesù, adorato dai magi. Organizzata dall'Associazione Amici del Presepe, la prima edizione della rappresentazione vivente risale al 1989 e, esclusi gli anni del Covid, è stata sempre realizzata, arrivando quest'anno alla 35esima. È riconosciuta per la sua unicità ed originalità come la più bella d'Italia nello stile orientale, richiamando ogni anno migliaia di turisti. Restiamo al tema natalizio, ma parliamo di dolci, il dolce natalizio per eccellenza, ma la sua bontà attraversa un processo lungo e meticoloso che ne caratterizza l'artigianalità. Parliamo ovviamente del panettone. Desiree Ferlito. Ogni Natale torna ad essere il protagonista delle feste in tutte le sue varianti, classico o gourmet, accostamenti sempre più ricercati, ma per realizzare un buon panettone artigianale occorre cura, amore e un processo lungo e meticoloso che inizia da alcune scelte fondamentali. Partiamo quindi dalla scelta della farina migliore, zucchero, miele e lievito madre. Il lievito è fondamentale perché in fin dei conti il gonfiaggio di questo prodotto ovviamente dipende solo dal lievito. Parte proprio da qui l'artigianalità del panettone, un'azienda di famiglia, una ricetta tramandata da generazione in generazione, una mamma pasticcera, Caterina, e i suoi figli Domenico e Rosario. Ingredienti di prima qualità che fanno la differenza, impastati per un'ora. L'impasto viene completato, in questo caso ad esempio del tradizionale, con uvetta e canditi. I pasticceri fanno un particolare processo che si chiama perlatura, ovvero tagliano l'impasto, lo pesano, in questo caso che appunto parliamo del tradizionale, affinché sia di 1 chilo, l'impasto deve essere pesato per almeno 1,50 kg. Per gustare un buon panettone artigianale sono tantissimi passaggi, lo abbiamo visto. Dopo aver completato la lievitazione lunga ben 36 ore, il panettone va in forno e viene riposto tradizionalmente a testa in giù. A testa in giù perché? Perché deve acquistare il volume tipico del panettone. La farcitura e infine la glassatura, un passaggio dopo l'altro fino alla condivisione di un'eccellenza, ma con un vincitore assoluto. Quasi il 90% delle nostre richieste è proprio di panettone farcito pistacchio e extra farcito. Dai grandi classici alle interpretazioni più innovative firmate dai maestri pasticceri, un percorso di profumi, texture e ingredienti selezionati che racconta l'evoluzione del dolce natalizio per eccellenza, tra tradizione e creatività. Ci fermiamo ancora, subito dopo la pausa il calcio con il Catania che ha amaramente pareggiato ieri a Potenza. A tra poco.
Siamo tornati in studio per parlare di Potenza Catania. È finita 1-1, i gol nel giro di un minuto, prima di Forte e poi di Bruschi. Una prestazione poco convincente quella degli etnei, che comunque recriminano per un gol regolare annullato a Rolfini. Sentiamo il nostro inviato Marco Carli. Doppia amarezza a Potenza per il risultato e per gli episodi. Il Catania pareggia nonostante la superiorità numerica fin dal 20° del primo tempo. Scelte poco lucide in campo, soprattutto nella ripresa, ma sul risultato pesa la decisione del direttore di gara che annulla un gol valido a Rolfini. Toscano conferma le ipotesi della vigilia e sceglie Quaini e non Corbari dal primo insieme a Di Tacchio, tante assenze nel Potenza. Avvio pieno di emozioni, Jimenez chiama subito all'intervento Cucchietti con un tiro non troppo potente. I rossazzurri insistono e su calcio d'angolo trovano il gol del vantaggio, con il solito Forte che di testa corregge benissimo in rete un corner di D'Ausilio, 7° gol in stagione per l'attaccante. Palla al centro e il Potenza raggiunge subito il pari, a Japong pesca Mazzeo che alza di testa, la parabola sorprende Celli e il pallone finisce sui piedi di Bruschi che in diagonale batte Dini. L'ex Monopoli, dopo essere stato protagonista in positivo, lo diventa in negativo. Gamba tesa che colpisce al volto di Gennaro. L'arbitro ammonisce l'attaccante, ma il Catania spende la card. Dopo la revisione il direttore di gara cambia idea, è rosso. Catania in superiorità numerica, ma paradossalmente meno incisivo, con la squadra lucana più chiusa. Di Tacchio non arriva per poco sul retropassaggio, va in contrasto su Cucchietti e viene ammonito. Casasola, sempre su azione d'angolo, colpisce di testa e costringe il portiere della squadra di Di Giorgio a spedire in angolo. Il Catania avrebbe ancora un tempo, ma combina poco. Parte meglio il Potenza con una punizione di Felipe deviata sopra la traversa da Dini. In generale scelte sbagliate dai rossazzurri, troppa ricerca dei cross e una sola vera occasione, doppia con Lunetta che prima trova ancora la deviazione di Cucchietti e sulla ribattuta manda alto in acrobazia. Toscano cambia uomini ma resta con la stessa impostazione tattica, il Potenza difende e prova a ripartire, poi diventano decisivi arbitro e FVS. Su conclusione di Lunetta, Rolfini manda in rete, per il direttore di gara è fuori gioco. Le immagini fanno intendere la regolarità del gol, ma dopo revisione Colaninno di Nola resta della stessa decisione e annulla. Il finale è convulso, lunghissimo, ben 17 minuti di recupero e spezzettato da continue richieste di revisione. C'è anche un altro gol annullato agli etnei, Pieraccini va in rete, ma Caturana è in fuorigioco e si scontra col portiere. Si resta sull'1-1 e il Catania fa bene a lamentarsi. Il gol di Rolfini avrebbe portato i 3 punti, ma gli etnei avrebbero potuto concretizzare meglio e sfruttare la superiorità numerica durata praticamente una partita intera, se si considera il recupero. Adesso sentiamo il tecnico dei rossazzurri, Mimmo Toscano. Ho l'impressione che il Catania prima in classifica dia fastidio a qualcuno, perché ogni episodio, ma anche una valutazione oggettiva viene data contro al Catania, ma anche l'ammonizione di Gennaro dopo 10 secondi del secondo tempo, che era in diffida, tante cose che poi ti fanno pensare potevamo fare meglio in superiorità numerica, nella gestione degli ultimi 16 metri dove siamo arrivati diverse volte, ma sbagliato il cross, sbagliato il tiro, parata del portiere, più veemenza, più cattiveria nell'area di rigore. C'è amarezza perché oggi meritavamo di portare a casa i 3 punti, per tanti motivi non siamo riusciti a portarli. Guardiamo alla partita prossima in casa con l'Atalanta perché vogliamo chiudere in testa il campionato il girone d'andata. E con questo si chiude questa edizione di Sicilia 24. Io vi lascio a Luca Ciliberti con la rassegna stampa e vi ricordo che il nostro telegiornale tornerà nella prossima edizione alle 14. A tutti una buona giornata.